Io li sentivo parlare dietro alla porta del pomeriggio. Chiusa a chiave naturalmente dalla mia parte. Non si capiva quasi niente, ma qualche cosa si intuiva. C'era come una specie di salto nei loro pensieri. Sotto la porta il tappeto sembrava come elettrizzato. Le rose donate stavano lì in attesa di venire capite. Era una scena d'amore e di esitazione stupenda. Io avrei voluto dare una mano, non so bene se a lei o a lui.